Sopralluogo dall'alto utilizzando la scala dei Vigili del Fuoco per il perito nominato dalla Procura dopo il doppio crollo dei cornicioni del palazzo in stile Liberty di Piazza Cavour. L'ingegnere Luigi Palizzolo stamani ha iniziato la consulenza che dovrà poi portare alla messa in sicurezza dello stabile, consentendo non soltanto il rientro negli appartamenti di residenti e lavoratori degli studi professionali, ma anche la riapertura al traffico di Viale della Vittoria. Assieme al perito della Procura è al lavoro anche una squadra del nucleo speciale del SAF dei Vigili del Fuoco. Presenti anche i difensori e consulenti dei 31 indagati. La Procura sta naturalmente coordinando tutte le operazioni. Il primo punto del quesito, assegnato dal pubblico ministero Antonella Pandolfi, che sta coordinando l'inchiesta, è quello di indicare interventi da porre in essere per evitare ulteriori crolli. La richiesta è di procedere in via di assoluta urgenza, poi si passerà alla seconda fase, dalla quale si dovranno accertare eventuali responsabilità penali. Le operazioni che sono tuttora in corso sono veramente molto delicate. L'area era stata resa sotto sequestro da parte della Procura della Repubblica di Agrigento, che per come ha dichiarato lo stesso procuratore capo ha iscritto 31 persone nel registro degli indagati, quale atto dovuto. Il condominio del Viale della Vittoria, interessato dal crollo, ha già deliberato all'unanimità dei proprietari che le operazioni di messa in sicurezza avvengano immediatamente dopo il deposito del progetto di messa in sicurezza da parte del consulente del PM Luigi Palizzolo, che oggi ha iniziato gli accertamenti tecnici, ha reso noto l'amministratore condominiale Salvatore Graceffa. Il condominio ha già conferito incarico all'avvocato Angelo Farrugia ai fini del dissequestro e all'ingegnere Salvatore Lombardo per la direzione dei lavori di messa in sicurezza, da effettuarsi in conformità al progetto di cui è stato incaricato il consulente del pubblico e il Ministero, per cui una volta depositato il progetto di messa in sicurezza aggiunto all'amministratore condominiale, il condominio si adopererà per la immediata messa in sicurezza anche per eliminare il primo possibile disagi per la cittadinanza e le attività commerciali.